Il potere cambia il mio personaggio radicalmente, nel senso che lui all'inizio forse sogna un mondo diverso, un mondo dove non c'è più il potere. Credo ci sia un momento dello spettacolo in cui, quando lui si sente un uomo di potere, che anche lui perda un po' la brocca e caschi in questa tentazione del potere. Il mio personaggio, diciamo, cade nel potere, rappresenta esattamente l'inadeguato che si trova a non avere il minimo senso di responsabilità e di umanità. È un principe inetto che vede la morte del padre come la fine del suo destino da stupido, ma l'inizio di un destino da, appunto, persona che dovrebbe maneggiare il potere e fondamentalmente non lo fa e fa solo disastri. Un buon motivo per vedere questo spettacolo è che intanto è uno spettacolo pericoloso, non è uno spettacolo che ti lascia come ti ha trovato, è uno spettacolo breve, come piacciono a me, però molto, molto intenso e secondo me è uno di quegli spettacoli, succede con qualche spettacolo, con qualche film, che poi nei giorni dopo un po' ci ritorni, e questa secondo me è una cosa buona. Venite a vedere questo spettacolo perché è veramente molto divertente, ti fa ridere per entrare, diciamo, in empatia con il testo, ti fa riflettere e poi alla fine ti lascia con una pugnalata allo stomaco.